amava il valzer, ballare tutta la notte. Lei una fanciulla appena 17enne. Lui un uomo alto più grande, una statura imponente. Gli occhi più belli del mondo si sposarono davanti alla gente. Erano pazzi dell'opera, delle arie di Norma. Talmente tanto l'amore da dare il nome alla figlia. È certamente da loro che mi viene la musica. Chitarre, trombe, mandolini e tanta fisarmonica. I miei nonni paradiso mi hanno lasciato un sorriso, una voglia di continuare la loro grande storia di amore. Ogni volta prima di scrivere una canzone sento il loro cuore pulsare al ritmo inconfondibile e mi dicono: Mario, ecco le parole. Ogni volta prima di scrivere una canzone sento il loro cuore pulsare al ritmo inconfondibile e mi dicono: Mario, ecco le parole. Ci sono persone che ti restano inchiodate nel cuore, altre che nemmeno ti ricordi perché hai dimenticato il loro nome. Poi ci sono quelle che ti indicano il percorso da seguire, ed è forse questo più bel regalo che il mondo possa offrire. Si dice che le persone anziane sono in un vicolo cieco, ma ci si dimentica che quello che conta è come hai vissuto. La ricchezza che conta non ha nulla a che vedere con il portafogli. I miei nonni mi hanno lasciato in eredità il migliore dei gigli. I miei nonni paradiso mi hanno lasciato un sorriso, una voglia di continuare la loro grande storia di amore. Ogni volta prima di scrivere una canzone sento il loro cuore pulsare al ritmo inconfondibile e mi dicono: Mario, ecco le parole. Ogni volta prima di scrivere una canzone sento il loro cuore pulsare al ritmo inconfondibile e mi dicono: Mario, ecco le parole.